Ecco, la Busani grande protagonista con una tripletta, come hai detto ti sei sbloccato al Palleregnani, prima vittoria per Scandiano e operazione sorpasso contrissimo raggiunto. Sì, abbiamo approcciato molto bene la partita, abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister e abbiamo fatto una gran bella partita, giocavamo contro una bella squadra perché sono tutti ragazzi giovani che corrono e hanno voglia di farsi vedere, comunque di giocare, quindi noi siamo stati molto bravi, l'abbiamo portata fino alla fine, ci hanno messo un po' di difficoltà ma lo sapevamo e noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare al meglio e l'abbiamo portata a casa. Per quanto riguarda me sì, sono contento di aver fatto 3 gol, ma più che altro perché sono riuscito a dare un apporto migliore alla squadra e se tutti diamo il nostro apporto sicuramente andrà come oggi e possiamo fare un grandissimo campionato. Sì, infatti al di là di qualche disattenzione che comunque è fisiologica durante 50 minuti, abbiamo visto proprio una squadra solida e questo è anche di buon auspicio per le prossime 2 trasferte che non saranno facili contro Valdani e Tiene, ma Scandiano con una doppia vittoria viene con un'autostima maggiore. Sì, diciamo che queste 2 vittorie di fila ci hanno portato una grande autostima, soprattutto in settimana stiamo lavorando benissimo, stiamo facendo tutto quello che ci chiedono al meglio e ora sì abbiamo 2 partite molto difficili, tutte e 2 in trasferta contro 2 squadre che comunque sono di un buon livello, però noi dobbiamo andare là e affrontarle nel miglior modo possibile e speriamo di portare a casa 2 vittorie. Grazie e complimenti. Grazie a voi.